La splendida cornice della Fornace Carota ha ospitato la festa degli atleti della grande famiglia della Padova Nuoto, ovvero la società padovana, con lo scopo di valorizzare il lavoro svolto da tutto il gruppo del complesso natatorio di Via Decorati a Valor Civile ed in particolare per i risultati agonistici conseguiti dai suoi atleti e per presentare alla città attraverso filmati e foto che testimoniano i traguardi raggiunti, ma anche per premiare il vincitore del primo trofeo, il nuotatore d'oro. È un complesso natatorio che ha dato la natalità a moltissimi campioni. Voglio ricordare la Novella Caligaris, è nata in quelle piscine, e poi hanno seguito Stefano Bellon, l'assessore attuale, la Cinzia Rampazzo, che è nata nel nuoto in queste piscine. Ultimamente abbiamo potuto avere di grandi uomini di sport come Furlan e Fabian, che hanno costruito il loro percorso specialmente con l'acqua della CONI, della Grassetto e dell'Olimpica. Io credo che chiederemo un aiuto all'amministrazione per poter finalmente dare alla Olimpica una connotazione idonea anche a portare, forse è un sogno, i campionati italiani estivi. Ci avviciniamo ai 30 anni di storia della nostra società, noi seguiamo la strada indicata da una società storica come la Rarinantes Batavium, curiamo molto il settore giovanile, abbiamo diverse attività sportive, certamente il nostro impianto negli ultimi 5 anni ha avuto ben 2 alluvioni e abbiamo dovuto con grande fatica superarli, con grande impegno, e questo è un ringraziamento voglio dare a tutti coloro che ci sono vicini, quelli che frequentano l'impianto e che sanno che è un impianto storico e famoso in tutta Italia. Sotto la regia e la conduzione di Alessandra Loro, la mattinata è stata un susseguirsi di premiazioni e riconoscimenti in attesa del risultato finale della giuria che ha sentenziato il vincitore di questo riconoscimento dato da atleti, dirigenti e frequentatori della Padova Nuoto, riconoscimento andato ad Alessandro Fabian, pluricampione di triathlon. Che effetto ti ha fatto ricevere questo trofeo? Guarda, effettivamente è stata una sorpresa, già perché hai anticipato un po' tu, ma a parte questo, effettivamente sono anche contentissimo di ricevere questo con questa sorpresa, con questo diciamo entusiasmo, perché alla Padova Nuoto il prossimo anno festeggiamo i 30 anni e io dentro la Padova Nuoto ci sono già da ben 23, anche se ne ho solo 27. Quindi da quando avevo 4 anni dentro alla Padova Nuoto ci ho sempre girato insieme a tanti altri atleti e questo mi fa piacere, cioè è un onore soprattutto per me, perché alla fine è dove sono cresciuto e sono diventato un atleta, prima un nuotatore, quindi qualcosa c'ho a che fare con il nuoto assolutamente, e poi un triatleta che mi ha portato alle Olimpiadi. Però comunque la tua frazione a nuoto nel triathlon diciamo che è una delle migliori, insomma esci sempre tra i primi se non il primo. Sì, assolutamente, infatti devo dire che nel nuoto non spiccavo, ma nel triathlon la mia frazione, la best frazione è il nuoto, quindi direi che di sicuro a Padova Nuoto mi ha accompagnato in questo, mi accompagnerà sempre, specialmente nel prossimo anno, nel cammino del prossimo anno. Tantissimi gli atleti, genitori, supporter presenti alla cerimonia, che ha preso avvio alla presenza delle autorità con l'Inno d'Italia, a cui ha fatto seguito la premiazione di numerosi atleti che hanno conseguito prestigiosi traguardi nella stagione 2014-2015, alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Padova, Cinzia Rampazzo, nonché nuotatrice di prestigio formatasi negli impianti dell'allora Rarinantes Batavium. È una giornata di festa perché si festeggiano tanti ragazzi che hanno contribuito a far sì che il nuoto padovano sia sempre ad alto livello. E un complimento anche alla Padova Nuoto per tutto il lavoro che fa col presidente Bardelli, tecnici e dirigenti per questa attività, per questa disciplina e per tutti loro che spero abbiano voglia di continuare e tenere ancora sugli allori Padova. Questo è un pezzettino di cuore per me che è questa società, anche se non era proprio Padova Nuoto fa parte diciamo della piscina dove ho imparato a nuotare, la Rarinantes. Sì, un pezzetto di cuore, come dicevo, c'è anche da parte mia. Diciamo che in quella piscina ci sono stati i miei primi record italiani, i miei primi titoli italiani, ho fatto sono partita per un campionato del mondo
Poi vabbè, le vicissitudini hanno portato ad andare in un'altra società, però insomma c'è sempre un bel ricordo, belle emozioni. Tantissimi gli atleti del nuoto inseriti nella lista che la giuria aveva indicato gli 11 candidati al premio, tra i quali Alice Carpanese, finalista a Pechino nel 2008, Alessandro De Fendi, terzo agli italiani del Delfino nel 2009, Carolina Bianchetto con 3 titoli italiani nella 10 km di nuoto libero e poi ancora Matteo Furlan, Renata Spagnolo, Daniela Ligrusti, Mauro Marini, Pier Giorgio De Felici, Alessandro Pontalti e la mezzafondista Elisa Pasini. Alla premiazione c'era anche il delegato del CONI provinciale di Padova, Flaviano Buratto. Una giornata bellissima perché stiamo qua a premiare atleti di una società che ormai è fra più le anziane, non voglio dire più vecchie, di Padova, e porta con gli atleti che verranno premiati quest'oggi, sarà dimostrazione del valore che hanno avuto in campo nel 2014 e che ha reso popolare il nuoto Padova sia nel Veneto che a Roma. Abbiamo atleti con prestazioni nazionali, prestazioni regionali e provinciali. Pertanto io con le 3.400 società che a Padova e provincia, un fiore all'occhiello come la Padova Nuoto non potevo mancare. Poi il momento finale con gli applausi di tutti i presenti per la premiazione del vincitore di questa prima edizione che ha laureato Alessandro Furlan, primo nuotatore d'oro, quasi incredulo per questo riconoscimento ricevuto dalla Padova Nuoto Sportiva che il prossimo anno festeggerà alla grande i 30 anni di successi e di vita della prestigiosa società di nuoto.